vincitore, 24 perdenti. I perdenti come li mangia a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido, sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di un nuovo Gran Premio. Quest'oggi infatti ci ritroviamo in Germania per il Gran Premio del Nürburgring, pronti ad affrontare 12 giri sotto il sole completamente infuocato che riscalda la pista a 22 gradi all'interno della nostra monoposto targata Williams. Quest'oggi ci ritroviamo alla 17ª posizione all'interno delle ultime file con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di raggiungere almeno il terzo posto. Allora diamo un'occhiatina alla strategia di gara. All'interno della gara parleremo del problemino qualifiche, quindi perché ci ritroviamo alla 17ª posizione. Intanto impostiamo la nostra sosta come avete consigliato, quindi una sosta al quarto giro impostando dei pneumatici duri da caricare all'interno delle quattro ruote. Benissimo, il nostro compagno di squadra si ritrova al 18º posto, una posizione dietro di noi, e questo può essere sempre un vantaggio. Guardate un po' quanti punti che siamo riusciti ad accumulare nei suoi confronti: 107 punti contro i suoi 3 punti. Quindi vediamo un po' intanto il nostro assetto, diamo un'occhiatina. Come avete potuto sentire il medio è abbastanza idoneo, non troviamo neanche un filo di vento, quindi problema per il surriscaldamento del motore. Andiamo a dare un'occhiatina all'assetto. Ecco qua, abbiamo impostato un assetto da asciutto e un assetto da bagnato, proprio perché all'interno delle qualifiche il meteo non era abbastanza idoneo. Infatti all'interno della prima sezione delle qualifiche, come avete ben potuto vedere all'interno della prima parte del video, qualche spezzone, ero riuscito a guadagnare una seconda posizione ma anche una terza, soprattutto anche la prima posizione in alcuni tratti, ma a causa del diluvio universale ho dovuto montare direttamente una canoa al di sopra della nostra autovettura, perché non riuscivo davvero a muovermi all'interno di questo tracciato che si è allagato direttamente, e quindi sono riuscito a guadagnare questa 17ª posizione. Però adesso siamo pronti a far valere la nostra Williams. Allora, vediamo un po'. 17ª posizione, davanti a noi Di Resta e Sutil. Si accendono i primi semafori ragazzi, terzo semaforo rosso, quarto, quinto semaforo ed inizia adesso il Gran Premio del Nürburgring. Giochiamo fuori casa e attenzione, Di Resta, Kobayashi, Sutil, cerchiamo di guadagnare abbastanza posizioni con il nostro KERS impostato in maniera elevata. Il nostro carburante è pronto a sfrecciare all'interno del nostro serbatoio. Vediamo se riusciamo a guadagnare queste prime 5 posizioni davanti a Lewis Hamilton. Ci ritroviamo davanti a Fernando Alonso, abbiamo recuperato numerosissime posizioni. Felipe Massa con le due Ferrari che continuano a sfaccendarsi davanti alla nostra Williams, le due McLaren, davanti a noi le due Toro Rosso, anzi le due Red Bull con Vettel, Webber, Hamilton, e in seguito vediamo anche Michael Schumacher che si ritrova all'interno della 7ª posizione e Felipe Massa dietro di noi. Avanti guadagniamo un po' di tracciato. Benissimo, Hamilton davanti a noi, vediamo se riusciamo a beccarlo. Intanto appena completeremo il primo giro daremo un'occhiata alla tempistica della nostra autovettura, soprattutto all'interno di questi primi 3 settori. Comunque un'ottima partenza, siamo riusciti a recuperare diverse posizioni. Partiamo dalla 18ª posizione. Vorrei vedere dove si ritrova il caro Barrichello, però a quanto pare non si può notare. Cerchiamo di risparmiare il carburante ragazzi, perché come ben sapete non possiamo farlo bruciare tutto all'interno di questi primi giri, quindi al termine del primo giro recupereremo un po' di carburante. Ed ecco le prime tempistiche: 949 centesimi di secondo da Lewis Hamilton, 400 centesimi di secondo da Massa che continua a rompere le scatole dietro il nostro alettone posteriore. Benissimo, questa è ragazzi una pista molto versatile, ed ecco che Jenson Button davanti a noi è stato superato appena adesso dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Gran Premio di Canada ragazzi fantastico, non si è voluto secondo le nostre aspettative, comunque un Gran Premio oltretutto fantastico. Siamo riusciti a guadagnare 300 centesimi di secondo, la nostra autovettura come potete ben vedere si ritrova a 300 km/h massimi, quindi attenzione, no, perché non puliscono la pista questi stronzoni. 300 km/h massimi, è stata impostata la velocità massima proprio per guadagnare numerosi km/h. Attenzione in accelerazione, stavamo perdendo un po' di aderenza, maledizione. Comunque ce l'abbiamo fatta a tenere la nostra autovettura sotto mano. Impostiamo la nostra miscela normale, 3 centesimi di secondo in meno rispetto al primo in classifica che si ritrova in questo momento.
Il New Burning, ragazzi, è una pista molto ma molto versatile, con rettilinei molto ma molto sfaccendati, come potete ben notare. Ci sono delle curve davvero molto veloci che vanno affrontate a una velocità costante senza mai rallentare troppo, anche se i freni hanno bisogno di una pressione abbastanza elevata per garantire l'efficacia, una notevole efficacia dell'autovettura. Allora, il nostro pit stop è impostato al quarto giro, benissimo. Intanto cerchiamo di recuperare Jenson Button, sempre Felipe Massa dietro il nostro sederino. In questo tratto possiamo utilizzare il nostro DRS a partire dal secondo giro, ragazzi. Attenzione a Felipe Massa che lo ritroviamo di dietro, ci sta sorpassando, ecco il suo alettone accanto a noi. Stronzone, vediamo se riusciamo a garantire un'ottima prestazione all'interno di queste piccole chicane che fanno perdere aderenza ai nostri 4 pneumatici. Ecco qui l'ultima curva finale. Il tempo che siamo riusciti a guadagnare per adesso è abbastanza può essere utilizzato. perfetto, è abbastanza minimo. Siamo riusciti a ottenere un giro di 1.33.227, in qualifica riusciva a fare anche 1.30 e 31. Comunque vediamo di riuscire a guadagnare un po' di vantaggio sul nostro Jenson Button, soprattutto all'interno dei primi giri, che siamo molto ma molto più veloci. E comunque, ragazzi, sono riuscito a dare un'occhiata al Formula 1 2012, ovvero quello che uscirà all'interno del mese di settembre. È davvero un Formula 1 che punta molto sulla realisticità del circuito più che sul fattore, anzi sulla giocabilità in multiplayer. Ti sta raggiungendo, spingi, ok, e quindi verrà impostato tutto sulla giocabilità dell'autovettura, quindi sulla giocabilità del giocatore stesso, e quindi tenderanno a rendere tutto molto più realistico di quello che accade all'interno di questo Formula 1. Soprattutto hanno implementato anche, come possiamo dire, il bloccaggio delle ruote molto ma molto ben dettagliato, ovvero nel momento in cui le ruote verranno bloccate si noterà una scia di fumo proveniente dalla ruota definitivamente bloccata, sia quelle anteriori che quelle posteriori. Ovviamente riuscirete a notare il bloccaggio all'interno delle ruote anteriori, perché ovviamente la visuale verrà impostata in questa maniera. Vediamo un po', attenzione a Felipe Massa che si ritrova alla nostra sinistra, ecco che ci ha fatto un po' incalzare con l'acceleratore. Vediamo un po' di spingere un po' più a lungo per tenerlo lontano dalla nostra autovettura. Diamo un'occhiatina al carburante, le gomme vediamo come si ritrovano abbastanza consumate dopo questi primi 3 giri. Ed ecco, ragazzi, adesso daremo un'occhiata ai nostri meccanici all'interno del quarto giro, perché adesso andremo a fermarci. Alla fine del giro, ripeto, rientra alla fine del giro. Certo, rientreremo alla fine del giro. Comunque, ed ecco la classifica che continua ad evolversi. Vettel in prima posizione con 1.31 e 435. Una posizione, usa la modalità carburante 3. Utilizziamo la nostra modalità per guadagnare quindi punteggio sul nostro avversario che ritroviamo davanti, ovvero il nostro Jenson Button, visto che adesso ci fermeremo ai box. È un po' che non utilizziamo la modalità carburante 1. Perfetto, Felipe Massa ancora in sesta posizione. Vediamo di guadagnare qualche altro bel punticino all'interno di questo campionato, ragazzi. All'interno delle prove libere vengono assegnate... Devi andare più forte, ci stanno raggiungendo. Vediamo se mi fa parlare questo stronzone del capo dei box. All'interno delle prove libere, ragazzi, vengono assegnate delle missioni, chiamiamole missioni, ovvero degli obiettivi che possono migliorare la nostra autovettura. Quindi noi la nostra autovettura la troveremo diversa a fine campionato nei confronti di quando abbiamo iniziato il campionato, ovvero la nostra stagione a Melbourne, ovvero all'interno della prima gara. Perché all'interno delle prove libere, ragazzi, le prove libere sono da fare, io consiglio di farle comunque le prove libere, perché consentono di migliorare la nostra autovettura sia in resistenza aerodinamica che in efficacia. Ricordati di effettuare il pit stop. Sì, non me lo dimentico, ce l'ho bello stampato qua a destra che devo fare il pit stop. E quindi, ragazzi, le prove libere sono un ottimo modo per migliorare la nostra autovettura completando il giro che è indicato, per esempio un tempo prestabilito, e quindi la nostra autovettura verrà resa più versatile a secondo delle nostre prestazioni nelle prove libere. Quindi, anche se voi conoscete il circuito, consiglio di farle vivamente le prove libere. Ed ecco che al quarto giro ci fermiamo ai box, vediamo un po' di rientrare. Siamo gli unici per adesso che stiamo entrando ai box. Ecco tutti i meccanici che si ritrovano all'interno delle loro postazioni, tranne dei meccanici bianchi, credo dei meccanici McLaren. Ok, cambio gomme, vediamo un po'. Non ci fate aspettare per aspettare quello che deve rientrare accanto a noi. Eccolo qua, sto stronzone di Kobayashi. Anche alcuni meccanici Sauber fermi a ricaricare le proprie gomme. C'è traffico, vai Pit lane c'è traffico. Oh, chi c'è davanti a noi? Barricellino davanti a noi. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Sì, preserviamo i pneumatici, però Barricellino davanti a noi, ragazzi. E adesso come la mettiamo?
Vediamo di superarlo, intanto cerchiamo di guadagnare un po' di temperatura con questi pneumatici ancora congelati. Guardate un po', stanno crescendo delle stalagmiti attorno ai pneumatici, cerchiamo di distruggerle altrimenti non ci muoviamo completamente. 18 secondi abbiamo perso, ragazzi, e soprattutto all'interno di questo Gran Premio, visto che dispone di diversi dislivelli, e in alcuni tratti l'acqua davvero era a condizioni elevatissime, la nostra auto perdeva davvero di aderenza scivolando qui e lì, infatti ho perso diversi secondi, soprattutto finendo in testa coda e lanciandomi al di sopra delle protezioni. Comunque pneumatici duri, ragazzi, da riscaldare immediatamente. Vediamo un po', diamo un'occhiatina. Ok, il nostro carburante è settato in maniera normale, perfetto. Perez in 15ª posizione, adesso si fermeranno tutti, quindi dobbiamo girare al massimo all'interno di questo giro post box, chiamiamolo così. Ok, possiamo utilizzare il DRS, comunque non abbiamo una vettura davanti, non possiamo utilizzarlo. Ok, vediamo un po', vediamo quello che possiamo fare. Intanto bellissimo questo tracciato, è uno dei miei preferiti. Chissà quello che ci sarà dopo, ragazzi. Speriamo un Gran Premio italiano. Non ricordo adesso in questo momento. Comunque ecco qua, siamo alla fine della terza curva, del terzo settore, scusate. Cerchiamo di spappolare tutto il KERS al massimo. Vediamo se possiamo guadagnare qualche altra posizione. Tutti si stanno fermando. Vediamo chi c'è qua davanti a noi. Schumacher, Michael Schumacher. Attenzione per guardare Schumacher. Mi stavo schiantando al muro. Ok, nona posizione, ottavo Fernando Alonso. Wow, adesso si fermeranno anche gli altri. Attenzione, incidente in avvicinamento. Chissà quello che sarà successo davanti a noi. Ok, guadagniamo intanto sempre più terreno. Sempre i nostri pneumatici si ritrovano meno versatili del solito, perché ovviamente i pneumatici duri sono sempre meno come possiamo dire, sempre meno efficaci dei pneumatici morbidi. Spero che all'interno del Formula 1 2012 mettano pneumatici super soft, che sono presenti anche all'interno del Gran Premio attuale, ovvero all'interno del Gran Premio realistico di Formula 1, che sarebbe davvero fantastico ottenere un altro treno di gomme da montare all'interno della nostra quattro ruote. Intanto, ragazzi, ci stiamo girando il mondo qui con Formula 1. Alla Red Bull stanno aspettando uno dei loro piloti per una sosta, ma non sappiamo Grazie, di chi amico mio, si tratti. questa informazione è stata fantastica, quindi ancora si dovrà fermare qualcuno. Hanno impostato un'altra strategia di gara, quindi questo mi conforta e fa sì che guadagneremo altre posizioni, almeno lo spero. E comunque ci stiamo girando il mondo all'interno di questo Formula 1. Siamo passati dalla Spagna al Gran Premio di Monaco, e all'interno del Formula 1 2012 verrà inaugurato, ragazzi, il nuovo circuito americano, ovvero il circuito che giace all'interno degli Stati Uniti, e voglio davvero vederlo questo circuito. Ho notato qualcosa all'interno delle 3 2012, comunque niente di particolare, sarà davvero fantastico giocarlo direttamente. Allora, ed ecco che stanno uscendo alcune autovetture, vediamo se riusciamo a beccarla all'interno della pit lane, ed ecco qui siamo riusciti a guadagnare 2 posizioni, almeno si spera, e ci siamo riusciti anche ad avvicinarci a qualche pilota davanti a noi, anzi vediamo un po' che abbiamo davanti a noi sempre Fernando Alonso, anzi no, Felipe Massa. Benissimo, cerchiamo di recuperare Felipe Massa, ragazzi, vediamo un po', diamo un'occhiatina al tempo. Ok, 1.32.990, dannazione, questa curva presa larga mi ha fatto perdere un po' di strada. Si trova molto lontano dalla nostra posizione. Qualche altro giro da affrontare, ragazzi. Comunque vedo che questi gameplay di Formula 1 vi piacciono in maniera davvero molto accentuata rispetto a tutti gli altri gameplay che sto per adesso trattando. Comunque la saga di Sniper Elite V2 sta per terminare, quindi adesso ci concentreremo su qualcosa di più impegnativo, su qualcosa di più, come possiamo dire, soddisfacente, soprattutto all'interno dei nuovi titoli che usciranno all'interno del mese corrente. Vediamo un po', ho provato anche questo Spec Ops The Line, ho provato la demo e mi piace davvero molto come gioco, soprattutto l'ambientazione. Non avevo mai giocato un gioco come possiamo dire ambientato all'interno di uno sfondo così rilevante come per esempio questo deserto sudafricano. Ok, vediamo un po'. Rosberg ti segue a distanza ravvicinata, spingi a Rosberg fondo. ci segue a distanza ravvicinata, però io non posso farci niente, sto spingendo, mi sta anche scoppiando il piede sul pedale e non so proprio come fare. Dovreste migliorare la qualità del motore. Ricordo, ragazzi, che il motore non è una cosa da sottovalutare, perché il motore praticamente all'interno del settaggio dell'auto, nel momento in cui correte questi gran premi, ovvero effettuate diversi gran premi, il motore si logorerà pian piano che voi andrete a correre, e praticamente verrà un motore logoro e avrà un risultato nettamente inferiore a un motore nuovo. Quindi state attenti come modificate il vostro assetto, quindi come sfruttate il vostro motore, e soprattutto la qualità del motore viene influenzata dal carburante che ci mettete dentro, ovvero una miscela elevata lo come possiamo dire, ridurrà in maniera molto più elevata. Comunque questo si vedrà
nei prossimi Gran Premi. Abbiamo disponibili 7-8 motori e quindi dobbiamo giostrarli in maniera davvero molto intelligente. Ok, continuiamo a guadagnare percorso sul nostro Nico Rosberg che si ritrova dietro la nostra posizione. Comunque per un 18° posto all'inizio ci ritroviamo al 7° posto, abbiamo guadagnato ottime posizioni. Peccato che in qualifica tutti gli altri piloti si buttano direttamente sul bagnato, solo che io sul bagnato non riesco a trovare un assetto ideale, quindi prima ho dovuto studiare un assetto d'asciutto, poi ho visto queste condizioni meteorologiche bagnate, chiamiamole così, condizioni meteorologiche ostili, e ho dovuto studiare un nuovo assetto, quindi questa gara è stata un po' una gara azzardata. Comunque non ce la stiamo cavando male, stiamo ottenendo ottimi risultati. Vediamo un po' quello che combineranno adesso i nostri uomini. Chissà se il nostro Barrichello è passato davanti a noi oppure sarà dietro di noi. Non vedo puntini gialli all'interno della mappa in basso, quindi dovrà essere dietro la nostra posizione, questo è sempre un vantaggio. Non vedo l'ora di diventare capo squadriglia per posizionare la nostra ricerca in maniera Ulteriore destra, rientra ai box in questo giro. Guardate un po' ragazzi quello che è successo, non ci credo. Guardate un po', foratura gomma anteriore destra mentre girava all'interno dell'ultimo giro, qui quasi ultimo giro, foratura gomma anteriore destra. Ma maledizione, questo proprio non ci voleva. Dobbiamo fermarci ai box a tutta forza. Teniamo la nostra vettura fermi. Molto difficile ragazzi tenere l'autovettura in queste condizioni, però foratura gomme posteriore destra, dobbiamo accettarlo, avanti, non posso fare nient'altro, dobbiamo attivare anche il DRS, però è molto pericoloso con questa gomma ormai definitivamente scoppia, chiamiamola così, ma maledizione, proprio all'ultimo giro guardate come fa la gomma e niente, dobbiamo per forza andare più piano possibile. Maledetto Barrichello ci ha superato, però queste sfortune proprio alla fine non ci vogliono. Ultimo giro che scoppiamo la gomma, ma dai, fermiamoci, ormai non ci voleva, proprio ero tranquillissimo, viaggiavo a una velocità spensierata e vedo la gomma sgonfia direttamente. Ho guardato la planimetria della nostra autovettura, gomma nera, quindi gomma scoppia. Niente ragazzi, non possiamo guadagnare questi ultimi punti, mi dispiace, però questo gameplay ovviamente è un gameplay innovativo perché mai avevo forato una gomma all'interno di un gameplay. Comunque accettiamolo e vediamo di recuperare quello che è recuperabile. Allora, ultimo giro, gomma distrutta. Puoi tornare in gara. Speriamo che la prossima volta le montate meglio queste gomme, perché come potete ben vedere ho ottenuto una prestazione davvero schifosa all'interno dell'ultimo giro. Le gomme ancora più fredde, benissimo, anzi malissimo. Ultimo giro, va bene, Barrichello arriverà davanti a noi per questa volta. Comunque ragazzi, oltretutto i gameplay di Formula 1 2011 non sono così ricorrenti come gli altri gameplay, ovvero come qualsiasi altra serie, perché per effettuare quindi le qualifiche in maniera accentuata, quindi in maniera idonea, bisogna studiare l'assetto in ogni minimo dettaglio e quindi conoscere anche il circuito. In questo caso il circuito lo conoscevo, però è necessario quindi studiare ogni minimo particolare della pista per ottenere quindi tutte le performance elevate. Intanto accadono anche questi colpi di sfortuna, come avete ben potuto vedere, una bella foratura che ci ha fatto perdere diverse posizioni, quindi siamo partiti al 18° posto, ritorniamo al 17° posto nonostante la nostra prestazione era abbastanza idonea. Comunque alla scuderia saranno scontenti, spero che capiranno che almeno la sfortuna quando si mette in mezzo non c'è niente da fare. E vediamo un po' quello che ha combinato Barrichello, almeno spero che sia arrivato all'interno dei primi 10, all'interno della top 10, per guadagnare almeno qualche punto per la nostra scuderia. Vediamo un po' la prossima gara ragazzi. All'interno della prossima gara cercheremo di far meglio, spazzoleremo un po' meglio le mani ai nostri meccanici, perché probabilmente non avranno montato bene la gomma posteriore destra, quindi si sarà scoppiata comunque, o sarà stato un errore meccanico, un problema di fortuna. Allora, terminiamo la nostra gara al 17° posto. Il nostro pilota, mi dispiace, scontento, ma è il massimo che ho potuto fare. 1.32.677 come giro finale, cambio posizione invariato, sono riuscito a mantenere questa posizione. Vediamo un po', il nostro commentatore non si azzarda a dire neanche una parola. Barrichello 13ª posizione. Vediamo un po' chi è arrivato in prima posizione: Vettel, Webber, Button, Lewis Hamilton e Fernando Alonso nella top 5. Intanto diamo un'occhiatina al nostro campionato, vediamo un po', quinta posizione nonostante questa orribile prestazione. Ci possiamo ritenere soddisfatti. Diamo un'occhiata sempre quarto posto, perfetto, ci ritroviamo a 68 punti dalla McLaren, ormai la Ferrari ha preso il largo. Comunque cercheremo di ottenere numerosi punti all'interno dei gameplay successivi. Adesso daremo un'occhiata al nostro personaggio che entrerà in box e verrà preso a sberle da tutti coloro che ci vivono dentro. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!
Ritieni che i risultati di questo Gran Premio diano un'indicazione attendibile del tuo potenziale e di quello della tua vettura? Quest'anno pensi di aver ottenuto risultati positivi in gara anche grazie alla posizione sulla griglia di partenza ottenuta nelle qualifiche?